22 ottobre 2017. Popolo veneto, alzati in piedi. Sii degno della tua storia. Riappropriati della tua libertà. Torna a Paron a casa tua. Vota sì. Il 9 maggio del 1997 abbiamo liberato Piazza San Marco e ricostituito la Veneta Serenissima Repubblica, perché venisse dato al popolo veneto la possibilità di autodeterminarsi. Per un attimo dimenticate ciò che a proposito di un Veneto indipendente avete ascoltato fino ad ora. Provate a percorrere con la mente la nostra terra veneta. Immaginiamo di sbarcare a Venezia e facciamoci rapire dalle bellezze e dalla possibilità unica che questa città offre di vivere nella storia e di attraversarla fisicamente. Ma il Veneto non è solo Venezia, è i nostri fiumi che attraversano e nutrono la terra. Percorriamoli uno ad uno a incontrare tutto ciò che è oggi il Veneto, ciò che è stato ma anche ciò che può essere, grazie allo sforzo profuso da molte e molti per restare dentro la propria storia. Attraversiamo le città, gioielli unici che senza posa cercano di recuperare la possibilità di essere accoglienti e umane. Le città che si fondono e si mescolano alla campagna. Andiamo verso i rilievi che sovrastano e sorvegliano amorevoli la nostra pianura. L'unicità con la quale il popolo veneto da millenni si fa custode di una terra generosa ha di fatto costituito isole di resistenza e di vita. Non è necessario portare un confronto con il resto della penisola perché chi abita le contrade venete conosce precisamente quanto sia diverso vivere qui o altrove. La terra si muove sinuosa e morbida dalla pianura verso le montagne. Arriviamo, in questo nostro viaggio immaginario, alle Dolomiti, all'estremo nord della terra veneta. Ci raccogliamo orgogliosi di essere veneti e aspettiamo che il 22 di ottobre 2017 ogni veneto ritrovi la propria piena consapevolezza di appartenere a un popolo millenario, facente parte di una nazione libera di autodeterminarsi. Il referendum sull'autonomia del Veneto non è un punto di arrivo, ma una tappa verso la nostra piena autodeterminazione come popolo veneto.